Grande giornata di sport domenica 18 gennaio a Vittorio Veneto. L'area Fender, in centro città, è stata teatro del 30° Gran Premio di Ciclocross Città di Vittorio Veneto, organizzato dall'Associazione Sportiva Cicloturistica Vittorio Veneto e valido per il 35° Trofeo Triveneto di Ciclocross e per il primo Selle SMP Mastercross. La manifestazione sportiva, iniziata al mattino con le gare degli esordienti, è proseguita con le sfide tra gli allievi, i master e si è conclusa con gli open femminili e maschili. Il percorso, modificato rispetto agli anni scorsi, è stato ripensato da Giacomo Salvador in modo da essere interamente visibile al pubblico. La gara si è fatta vincente grazie alle contropendenze del terreno che, grazie alla pioggia dei giorni precedenti, hanno dato del filo da torcere anche agli atleti più in forma. Dopo il Giro d'Italia, ecco un altro grande evento ciclistico qui a Vittorio Veneto. Dopo il Giro d'Italia noi siamo riusciti a fare la finale di nuovo a Vittorio Veneto del ciclocross, che è 26 anni che facciamo la finale. L'anno scorso l'avevamo fatta a Scorzè, quest'anno l'abbiamo riproposta a Vittorio Veneto perché è la 30ª edizione. Una cosa, vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori che sono una cinquantina. Abbiamo fatto una settimana terribile perché tra pioggia, vento e tempo non permettendo siamo riusciti a allestire una manifestazione nazionale che è molto importante per Vittorio Veneto. Ci può descrivere tecnicamente il percorso? È un tipo dei percorsi belgi dove c'è molta tecnica, c'è molto da salire e ci vuole molta abilità nel guidare la bicicletta, perché questo qua è un percorso sia tecnico che anche spettacolare, perché dal palco si vede tutto il percorso. Come ha trovato il livello tecnico dei partecipanti a questa competizione? Il tasso tecnico è abbastanza elevato perché si parte dalla categoria esordienti primo anno e si finisce all'elite. Quest'anno abbiamo avuto un incremento di circa un 50-60 tra ragazzini e ragazzine giovanile, che per noi l'importante è investire sul vivaio giovanile. Chi è il testimonial e che importanza ha? Il testimonial della città di Vittorio Veneto certamente è Renato Longo, il plurivittorioso, 5 volte campione del mondo e 13 volte campione italiano. Per noi è un'immagine da portare sempre avanti, perché è un'immagine che anche in questo momento ce lo richiedono a tutto il mondo. Qual è stata la risposta dei vittoriesi intervenuti a questo evento? La città di Vittorio Veneto sta rispondendo molto bene dopo i campionati italiani. Ne sono orgoglioso e spero che rispondano sempre in maniera ottimale. In quale fase è il movimento ciclistico italiano attualmente? Il ciclocross gli ultimi 3 anni è aumentato di circa il 50%. Siamo in una fase buona, bisogna investire. Noi abbiamo investito come cicloturistica nel corso di ciclocross che si fa qua in tenuta Fender e a Faie di Oderzo, che si fa 2 volte alla settimana nel periodo invernale da settembre fino a fine gennaio. Quanti eventi simili a questo vengono organizzati nel nord-est e in quale percentuale rispetto al resto d'Italia? Prendiamo il ciclocross, nel nord-est vengono programmate 15 gare, che è il trofeo Triveneto, che è Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Sono 15 gare, è il trofeo più importante d'Italia, è un evento forse il più grosso, perché anche in Lombardia e Piemonte fanno un trofeo, ma hanno circa 8 gare. Show
Ecco, ci dica quali sono i prossimi eventi che organizzerà la cicloturistica Vittorio Veneto per la prossima stagione. Ma la cicloturistica la prossima stagione organizza sia gare su strada che pedalate. Organizziamo a fine maggio la Coppa alla Follinese, poi organizziamo la Vittorio San Boldo per Juniores, poi organizziamo il circuito dell'Assunta il 15 di agosto e altre pedalate a scopo benefico. I'll show you what it feels like now on the outside. I'll show you what it feels like. Negli Open, vittoria di Mirko Tabacchi. Per le donne, Alessia Bulleri, entrambi del Team GS Forestale.